cortile Antinoro, suggestivo angolo del centro storico di Favara, adiacente ai più famosi 7 cortili di Farm Cultural Park, grazie all'associazione culturale Arte Fare, rivive in questi giorni la magica atmosfera del Natale. All'interno dell'antico cortile di origine araba è stato allestito il mercatino di Natale con simpatiche e originali proposte di artigianato artistico, tutto rigorosamente fatto a mano. Allestita una collettiva di pittura, proposti dai laboratori del riciclo creativo e un suggestivo presepe vivente. Non mancano momenti di degustazione di pietanze tradizionali come la cuccia di Santa Lucia e intrattenimento musicale con neni e canti natalizi. Una città che rivive, un centro storico che si rianima grazie alle tante associazioni, centri culturali, comitati spontanei di quartiere che hanno dato vita con il patrocinio e il coordinamento del Comune e del Consiglio Pastorale Cittadino a un Natale di fede e tradizione popolare. Quest'anno siamo alla quinta mostra mercato dell'artigianato artistico. È un vecchio cortile dove sono nata io e dove hanno vissuto i miei nonni e i miei genitori. In questo posto, come dico sempre, c'è il mio cuore. Voglio ricordare e fare rivivere questo posto creando appunto tante iniziative. Qui abbiamo la sede della nostra associazione appunto culturale Arte Fare. Siamo un'associazione di artigianato artistico che ogni anno, anche nei periodi estivi, organizziamo dei mercatini di manufatti artigianali. Abbiamo visto tante belle bancherelle, naturalmente in tema natalizio ma non solo. Sì, assolutamente, qui facciamo anche delle coffe siciliane, del corredino ricamato a mano, dei tamburi fatti tutti dall'inizio alla fine, curando la pelle di capra, facendo pure delle decorazioni pittoriche. Quest'anno abbiamo anche invitato il Giardino degli Artisti di Amelia Russello, che ci hanno donati dei bellissimi quadri dove hanno rappresentato tutti gli abitanti del cortile. E poi ho visto anche una iniziativa, diciamo così, ambientale, praticamente un'arte del riciclo. Assolutamente, noi abbiamo risistemato questo cortile usando tanto materiale di riciclo, infatti noi quest'anno abbiamo fatto anche dei laboratori di riciclo creativo con le scuole sia di Favara che di Agrigento. Poi sono anche loro che mettono le mani, insomma, che realizzano qualcosa, dei veri e propri laboratori. Assolutamente, abbiamo fatto dei piccoli laboratori per i bambini delle scuole elementari e anche delle scuole materne. Abbiamo fatto un riciclo creativo con i bidoni dei detersivi e li abbiamo fatti diventare delle maschere tridimensionali. Quindi l'invito è quello di venire qui in cortile Antinoro per rivivere e riscoprire il passato. Assolutamente, abbiamo invitato anche oggi i bambini dell'Anvas e stiamo facendo anche la cuccia, che è un piatto tipico delle nostre tradizioni siciliane per il giorno di Santa Lucia. Loro oggi saranno qui con noi, verrà anche Don Calogero Lobello a benedire la cuccia e ci saranno anche dei grandi musicisti come Graziano Mostruto, Salvatore Sciacca e Giuseppe Ruzzella, che faranno una piccola novena di fronte al nostro piccolo presepe che abbiamo organizzato, un po' meccanizzato e un po' diciamo vivente.
chi, affascinato da Cortile Andinoro e ricordando anche la sua gioventù trascorsa qui a Favara, ha avuto anche una vena poetica particolare. Sì, ho scritto infatti una poesia intitolata Oi come ieri, perché ho voluto mettere in evidenza i collegamenti che ci sono tra un presepe che rappresenta i valori universali della pace, dell'amore, e la vita che si svolgeva dentro questi cortili, dove abitavano tante persone che avevano dei problemi quotidiani legati anche alla sopravvivenza, perché erano gli anni della guerra e del primo dopoguerra, e si arrabattavano per poter cercare il sostentamento, per poter vivere ogni giorno, eppure avevano tanto rispetto gli uni per gli altri. Quindi è importantissimo vivere conservando sempre e apprezzando i valori dell'amore, che non tramontano mai, sono sempre attuali. Tra gli stigi brilla la cometa tutta d'oro, pari Betlemme o Cortiglio Andinoro. Una volta sto posto era vivo e popolato di tante famiglie che rispettavano lo vicinato. C'era Antonia di Crucivannuzzo che diceva la vita è bella, Ive veniva da Germania e era un trivolo di vaneggia. C'era zia Felicia che teneva l'allegria, con lo cori contenti e era un giullaro di sta via.